Ciao. Chiudiamo con te questa sera, complimenti per la vittoria, che sembrava sfuggirvi a un certo punto, poi alla fine l'avete ripresa e molto bene. Sicuramente la concentrazione l'ha fatta da padrona, purtroppo sono ragazzini, è facile esaltarsi come tu hai visto bene ed è facile buttarsi su, questa è una cosa che noi abbiamo messo in conto e che io metto in conto ogni volta. Sicuramente Roberto Bellomo ha fatto il suo, ma se tu vai a guardare tutti i nostri ragazzi, quasi tutti sono andati in doppia cifra, è stata una cosa importante. Loro, Gravina, hanno trovato in Olic, non so se si pronuncia così, spero di no, Olic abbia fatto veramente una bellissima partita, soprattutto con percentuali importantissime, anche con l'uomo in faccia. Certe volte sai, forse l'Alic e il 35 sì, hanno fatto veramente una bella partita, mi hanno veramente stupito e sono due giocatori secondo me veramente interessanti, però poi dopo per fortuna un pochino i miei si sono svegliati e questa è la cosa fondamentale, portare a casa 2 punti, anche perché ce li meritavamo soprattutto dopo l'ultima partita che abbiamo fatto in casa. Avete perso poi una supplementare, quindi chiaramente comunque contro una squadra tra le favorite del campionato. Ma questo è quello, è quello che ti dicevo io, facile esaltarci, arriviamo da Catanzaro iper eccitati del momento e riusciamo a giocarci con Piazza Armerina, una partita fondamentale dove noi non abbiamo sicuramente demeritato, anzi alla fine abbiamo regalato, e oggi siccome avevamo reduci da quella partita là, giustamente le cose scottano e io l'avevo già messa in preventivo perché io già lo sapevo, tant'è vero che gli spogliatori gli ho detto questa sarà una partita difficilissima fino all'ultimo e così è stata. Poi bravo il coach, bravo la squadra Gravina, sicuramente con un roster di spessore perché sono tanti anni che stanno insieme, mettendo 2 inserimenti per me buoni, poi i risultati si vedono, queste sono le cose che importano poi alla fine. Un bel gruppo, 2 innesti, è una cosa che dovremmo fare un pochino tutti quanti. Magari tutte le squadre, infatti di tutta la Sicilia. Per quanto riguarda questa Serie C Gold, te l'aspettavi così equilibrata anche per certi versi? Essendo per riforma, magari Sicuramente andare a vincere fuori casa non è facile in nessun campo. Noi abbiamo fatto sicuramente una bellissima partita a Catanzaro che secondo me sarà un campo difficilissimo dove andare. Poi sai, a me mi stupisce un pochino il fatto della Serie C, soprattutto in Sicilia dove quando si perdono partite si comprano giocatori immediatamente. Questa cosa a me un pochino mi terrorizza perché secondo me non fa avere bene in mente il fattore progetto. Il fattore progetto è partire con un gruppo di ragazzi e vedere dove si arriva a maggio. Purtroppo con questa situazione anche degli extracomunitari, degli stranieri, arriviamo a un punto tale che quando si perde una partita si rivoluziona tutto e si va subito sulla ricerca sul mercato. Quello non è capace, quello non cambia. Però senza dare il tempo magari di adattarsi. Ma questo succede a grossi livelli secondo me ormai e non porta benessere a nessuno. I progetti sono importanti, puntare su un gruppo di ragazzi è fondamentale. A me piace ricordare, i miei ragazzi sono tutti 2004 e 2003, a parte Roberto e Magarinos, sono tutti 2004, 2003, 2005, perché oggi hanno giocato pure Ottoborgo che è 2005, perciò noi abbiamo un'età media di 19 anni, però questo non preclude che siamo bravi perché giochiamo a quell'età, perché per me, come mi hanno insegnato, quando uno entra in campo l'età finisce, però gli sbalzi di umore fanno parte del gioco, però quando uno entra in campo non ha più un'età, io glielo dico spesso a mio figlio perché non è che qualcuno ti fa sconti, si entra in campo non è perché sei 2004 allora hai un potere diverso rispetto a sei giocatore e se tu vuoi dimostrare qualcosa è proprio in questo momento, perché se noi non facciamo giocare i nostri ragazzi, io sono contento perché Matteo Mollica è un giocatore nostro, del nostro settore giovanile, ma soprattutto è un giocatore siciliano che non viene per niente valorizzato secondo me, perché è un ragazzo del 2003, 2,4 m, gioca dalla piccola, è un giocatore secondo me interessante, non perché alleno io o perché faccio parte della mia squadra, l'avrei detto di qualunque squadra se Matteo avesse giocato in qualunque squadra, è un giocatore che va attenzionato, non può essere un giocatore che non si sa neanche chi sia, perché è un giocatore che ha mani buone, piedi buoni e oggi si è fatto notare, ma si è fatto notare anche la scorsa partita e si sta facendo notare nel campionato, però ribadisco, gli sbalzi d'umore servono per crescere, noi abbiamo una squadra che deve crescere
perciò va bene così. Benissimo, in bocca al lupo coach allora. Crepi. Alla prossima, Crepi. grazie sempre. Noi vi salutiamo qua con Alessandro Gaetano, come di consueto. Grazie di averci seguito. Grazie a tutti voi, ci vediamo prossimamente. È cambiato il microfono? Sì, perché siamo più distanti. Siamo più distanti. Grazie per averci seguito e ci vediamo la prossima volta. Buona serata a tutti. Buona serata.